entrano in campo le due squadre, accompagnate dal direttore di gara, che oggi è il signor Corvaglia Enrico della sezione di Catania. Gli assistenti sono Triolo di Acireale e Diventi di Enna. Va, prova ad andare all'1 contro 1, va, cercato come conclusione, Fagone blocca, fortunatamente risolto, pallone dentro. Occasione, non è accaduto nulla di particolare in questi ultimi minuti. Schierare in campo ci vuole un grande fegato, un grande coraggio, andare contro tutto e tutto. Di Allo mette questo pallone, attenzione, Di Paola smanaccia il capitolo, parte Iantus, il pallone da gol! No, non è entrato il pallone, Pennisi, o forse Iantus direttamente, andremo a rivedere. 1-0 Super Giovane Castelbuono, la rete direttamente da calcio di punizione di Iantus, tutti vanno ad abbracciare Iantus, c'è Grandis che prova a salire, mette il pallone in mezzo, Arenoso ripropone, colpo di testa di Paola su Pennisi dall'altro versante, va, prova ad andare, va a passare, va, Suarez era ritornato, poi la conclusione, Fagone. Parte Altieri, il pallone dentro, Iantus spacca la rete, Pennisi 2-0. Il gol di Pennisi, la Super Giovane Castelbuono raddoppia. Iantus Altieri che va col mancino in porta, il pallone che esce veramente di poco, palla per Tarantino mette questo pallone, Messina avvicinissimo al gol, Messina con questo colpo di testa che si perde al lato, Torres passa, grande giocata, Torres il servizio, poi Suarez mostruoso qui Di Paola, poi Altieri carica la conclusione, palla sul fondo, non c'è reazione. Ci siamo abito. Parte Arenoso, palla deviata, calcio d'angolo per il giovane Castelbuono. Credo che su questa azione finirà la gara. Parte il calcio d'angolo, il colpo di testa e la rete del Castellammare che la riapre con Taibi. Finisce qui, la Super Giovane Castelbuono vince 2-1 contro il Castellammare. Andiamo ad aggiornare l'ultimo gol della gara con Taibi